Dopo Antonio Di Pietro, domani mattina sarà la volta di Nichi Vendola alle ore 10 incontrare gli elettori della lista Agrigento Bene Comune a sostegno del candidato sindaco Giampiero Carta. Questa mattina invece è toccato al segretario nazionale di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero. L'ex ministro del governo Prodi ha speso parole di elogio nei confronti di Giampiero Carta. Agrigento è stata mal governata in questi anni. La raccolta differenziata dei rifiuti non si è vista. Sul versante dello sviluppo del turismo non si è fatto nulla per trasformare un turismo mordi e fuggi in un turismo che portasse della ricchezza per la città. Sulle questioni dell'acqua abbiamo una situazione di privatizzazione con le tariffe anche qui altissime. Allora la nostra idea è che con la lista Agrigento Beni Comuni si parte esattamente da chi nella città si è sempre battuto per l'acqua pubblica, ha raccolto le firme per il referendum, per fare la raccolta differenziata, per uno sviluppo economico che a partire dal turismo riesca a produrre posti di lavoro veri. E poi c'è la questione dei servizi sociali. Siamo davanti a una giunta che ha tagliato i servizi sociali al lumicino, è una cosa vergognosa perché vuol dire che i bambini, i portatori di handicap, gli anziani non c'hanno nessun servizio. Noi invece pensiamo che i comuni debbano avere nella spesa sociale il punto centrale della loro iniziativa. Paolo Ferrero nel corso del suo intervento ha criticato l'altra parte della sinistra, il Partito Democratico, per la scelta di appoggiare un altro candidato a sindaco di Agrigento in coesione con il centrodestra. Il Partito Democratico non si comporta più come un partito di sinistra. Chi vuole votare la sinistra, e noi siamo per l'unità della sinistra. Io considero molto positivamente la lista di Agrigento e la considero un laboratorio a livello nazionale. Noi vogliamo riuscire a unire la sinistra anche per le prossime elezioni politiche, bisogna metterla tutta insieme la sinistra. E allora questo è il problema. Chi pensa che c'è bisogno di una sinistra forte dalla parte dei lavoratori, dei pensionati, della gente più povera, sa che deve votare Agrigento Bene Comune. Sono gli ultimi giorni di campagna elettorale. Ad Agrigento è certo il ballottaggio e l'aspirante sindaco Giampiero Carta si dice fiducioso sul risultato delle urne. Quello che stiamo respirando sempre di più è quello che ad Agrigento forse per la prima volta si sta smuovendo qualcosa. Attorno alla mia candidatura e attorno all'entusiasmo che abbiamo seminato, grazie anche veramente alla collaborazione di poche persone a cui io devo dire grazie, a fine campagna elettorale chiariremo tutto. Io dico che oggi siamo in una condizione fantastica, cioè siamo nella prima volta ad Agrigento di avere l'opportunità di avere un moto tellurico. La candidatura di Carta sta crescendo in maniera ormai verticale. Carta comincia a far paura. È tempo di tracciare un bilancio anche per la lista Agrigento Bene Comune che contiene i partiti di Italia dei Valori, Federazione della Sinistra e Sinistra Ecologia e Libertà. Noi andiamo sempre più crescendo. La lista Agrigento Bene Comune che comprende Italia dei Valori, Sinistra Ecologia e Libertà, Federazione della Sinistra e poi i movimenti civici, quello dell'acqua, quello del centro storico, di giorno in giorno cresce come consensi e come condivisione dei programmi. Io sono candidato in questa lista e sono orgoglioso di essere uno dei candidati della lista Agrigento Bene Comune. Ma abbiamo anche altri candidati, professionisti, giovani, gente appassionata che si sta spendendo e la caratteristica di questa lista è che è tutta fatta di persone per bene che si sono volontariamente messi in competizione anche senza ambizioni personali, solo per dare un contributo alla crescita di questo movimento, di questa aggregazione che sicuramente avrà un grosso successo. Ormai penso che noi abbiamo traguardato il 5% senza nessun problema, avremo 2 o 3 consiglieri comunali, riusciremo a realizzare un successo clamoroso.